Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Questo bistrattato governo di barbari centrodestra-orsi bavosi mi presidia un diritto fondamentale, il diritto di proprietà, che nelle democrazie liberali mature è un'ovvietà, addirittura una premessa poi delle divisioni successive nell'agone politico. Nel nostro paese spesso è stato un flatus vocis, soprattutto nel caso dei proprietari di casa, che è cronaca decennale. Sono in questo paese spesso ostaggi degli inquilini morosi, degli inquilini che non vogliono andarsene, degli abusivi, senza che lo Stato tuteli nei fatti quello che è un diritto naturale inviolabile dell'essere umano, quello alla proprietà privata. Sappiamo che è una parolaccia, non solo per diciamo il bel mondo riunito attorno a Ilaria Salis, che la straccia espressamente, la proprietà privata, ma per tutto un bel mondo culturale che non arriva a, come dire, dichiarare le tesi di Ilaria Salis, ma ha lo stesso orrore di fronte a proprietà privata. Invece per noi un diritto fondamentale, e quindi invece per noi è un'ottima notizia la bozza del DDL Sgomberi approvata in Consiglio dei Ministri, che è diciamo il naturale addentellato complementare del piano casa annunciato nei giorni scorsi dalla Premier Meloni, dal ministro Matteo Salvini. In particolare questo DDL Sgomberi introduce quella che in questo paese è una rivoluzione copernicana, un cambio di paradigma, cioè guarda la vicenda dal punto di vista del proprietario del bene e si pone come obiettivo la tutela del suo diritto di proprietà. Infatti, da un punto di vista tecnico, cosa è successo? Questa bozza introduce l'ingiunzione di rilascio per finita locazione, un nuovo strumento giuridico concepito per superare la vecchia e farraginosa procedura di convalida della licenza. Te saluto, in soldoni voleva dire il tuo bene nella disponibilità di altri. Con questa modifica, che è una modifica al codice civile, il proprietario potrà rivolgersi al giudice anche prima della scadenza naturale del rapporto, ovviamente nelle condizioni legali e contrattuali previsti, in qualunque caso abbia diritto a tornare in possesso del proprio bene, e ovviamente questo dispositivo a maggior ragione impedisce la pratica diffusissima della dilazione nel caso il rapporto sia finito, anche da un punto di vista contrattuale, quindi parliamo di veri e propri abusivati. Per ogni giorno di ritardo nella consegna è stata introdotta una penale dell'1% del canone mensile di locazione. In generale, la concretezza di questo provvedimento va a parare anche sulla cosiddetta polemica, no, degli affitti brevi, che è sempre svolta criminalizzando i proprietari di casa. È vero che in questo paese c'è in questo momento un'inflazione del fenomeno degli affitti brevi, ma è come dire una sentenza del mercato. Uno la può combattere con ancora più dirigismo, ancora più burocraticismo, tentando ancora più di pianificare a tavolino le dinamiche economiche, spoiler, l'esito è la disfatta, oppure creare delle condizioni migliori per l'operatore economico in trincea, in questo caso il proprietario di immobili, che spesso non prevedeva affitti a lungo termine proprio per la fattuale impossibilità di tornare in possesso del bene. Questo dispositivo ribalta completamente quest'ottica e dà tutte le garanzie dovute sulla carta, ma che non erano dovute nella realtà, al proprietario di casa. Questo ovviamente è a maggior ragione da pensare in combinato disposto col piano casa, che ha tutto un lato costruttivo in senso anche tecnico di nuova edilizia, ma sicuramente l'intervento sulle procedure di notifica di esecuzione dello sfratto, il taglio dei tempi per la sua esecuzione, la procedura accelerata e di urgenza per ottenere il rilascio dell'immobile, tutto questo che viene riassunto in DDL Sgomberi è un passo di civiltà che ripristina la tutela di un fondamentale diritto alla proprietà. È esattamente quello che deve fare un centrodestra. Grazie a tutti, a domattina.
tra un manifesto e lo